Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Enrico Cimador o Cimador? Qual è? Cimador di Trieste Atletica, con il quale parliamo della 23esima edizione del meeting Città di Trieste che si terrà fra domani e dopodomani. Parte del meeting sarà dedicato, ma non è probabilmente correttissima come espressione, al Nordic Walking, del quale magari parleremo più approfonditamente. Intanto, che cos'è il meeting? Il meeting è un momento di incontro dove anche campioni di caratura nazionale vengono a trovarci a Trieste e quindi organizziamo questo meeting che però è aperto a tutte le categorie, dagli esordienti, quindi parliamo di ragazzini di proprietà delle elementari, scuole elementari, fino a categorie senior e anche master. Tutte le categorie per veramente un bel pomeriggio di incontro, tutto dedicato all'atletica leggera. Questo domani a Campo Cologna, a partire dalle ore 15. In un meeting che cosa succede? Cioè ci sono anche gare, c'è più la possibilità di... Come funziona? Quasi vengono coperte buona parte di tutte le specialità dell'atletica leggera, quindi salti in lunghezza, salti in estensione, quindi salti in altezza, salti in alto, salto con l'asta, tutte le categorie dei lanci, tiro giavellotto, lancio disco peso, quindi tutte queste categorie vengono coperte, poi delle distanze classiche della velocità 100 metri per ragazzi, e poi ragazzini anche 80 metri, 60 metri. Adesso immagino che sarà un momento particolarmente felice anche per l'atletica, cioè è logico che quando ci sono dei campioni come dire, l'eco di quello che stavo per dire, di quello che combinano, l'eco delle loro imprese, chiedo scusa, serve ad uno sport per magari catturare anche l'interesse dei più giovani. Penso che atletica e tennis in questo momento siano le discipline per tutto. Poi immagino che tra un mese sarete ancora più attenti a quello che succede a Parigi. Certamente, sì. Non dedichiamo la gara clou, abbiamo il nostro alfiere, Maestro Jacobs, che tra l'altro, più un piccolo inciso, ha iniziato la sua carriera non con la velocità, bensì con i salti in lunghezza e parte della sua pratica sportiva e allenamento gli ha fatto proprio quei bastoncini da Nordic Walking. Quindi questo è importante, no? Al di là poi di quelle che possono essere anche le battute, ma è importante che uno sport abbia successo non tanto e non solo per la soddisfazione dei campioni e per la soddisfazione anche in questo caso, non so, della federazione e conseguentemente di tutti quelli che lo praticano, ma proprio anche in virtù appunto dell'attenzione che suscita nei giovani. Sì, certamente, perché ogni sport cerchiamo sempre la sua peculiarità educativa, in modo da proprio invogliare il ragazzino o ragazzo o anche la persona adulta che si avvicina a questo sport, fargli capire che c'è un significato, non deve essere fatto uno sport così per fare, ma proprio perché va capito, così viene anche gustato, ci si diverte di più e ci si appassiona meglio. Poi tra l'altro diciamo la verità, anche adesso l'atletica leggera è anche uno sport che, a differenza di altri, per quanto riguarda l'attrezzatura e tutto, è uno di quelli che sostanzialmente costano meno. Ci sono quelli che per tutta una serie di ragioni hanno dei costi maggiori che possono essere anche in qualche modo abbattuti da contributi, eccetera. Però insomma, credo che ancora le scarpe siano fondamentalmente il costo maggiore, ma per il resto insomma siamo su costi abbastanza contenuti. Sì, contenuti accessibili. Sì, è anche vero, è detto che chi più spende meno spende, o anche... Sì. Tanto pago, ogni costo dietro c'è un valore che viene dato, ecco, non è che... Ma è vero, c'è ancora, vi ripeto, quando io correvo parecchio tempo fa, c'era quelli più bravi, avevano le scarpe, anche a livello amatoriale, perché gli amatori poi delle volte sono quelli ancora più tosti dei professionisti e anche più fastidiosi per certi aspetti, ma è vero che, non so, c'erano delle scarpe che a quell'epoca si utilizzavano per correre sullo sterrato, c'erano delle scarpe che si utilizzavano per correre su asfalto, erano proprio scarpe concepite per questo, oppure magari stava nella persona dire, questa io le adopero per questo, questa io le adopero per l'altro?
Ci sono ancora queste scarpe, c'è ancora questa distinzione ed è esclusivamente dovuta al tipo di terreno. Sì, certo. quindi confermo, non alla persona, Ok. quanto tipo di terreno. Ogni terreno ha la giusta suola, è più che altro un discorso di impatto, quindi di presa Ok. sul suolo. Io che non ero amatore, ma facevo così, decidevo io, questa la adopero per una, allora questa la adopero Poi per ci sta che l'altra. uno magari sceglie il colore perché gli piace più la forma, ecco. Però un professionista, diciamo così, o comunque un buon amatore, un bravo amatore, sceglie proprio in funzione di ciò che deve fare. Ma è vero paradossalmente che è meglio correre su sterrato, almeno io trovo molto meglio a correre su sterrato che non su asfalto. Cioè paradossalmente magari correre per i sentieri del Carso che hanno delle asperità, diciamo, bisogna anche stare attenti un pochettino, però ricordo che delle volte quando si decideva per una ragione o per l'altra di andare a correre sull'asfalto, io mica mi trovavo tanto bene. Anche lì può essere anche soggettivo. Sì, diciamo così, un po' è anche soggettivo, ma pure lì adesso ormai sfatiamo questo, non dico un mito, però ogni attrezzo e ogni situazione ha un suo contesto specifico, quindi non è che correre sull'asfalto è meglio che correre sullo sterrato, c'è la tecnica per correre sull'asfalto, la tecnica per correre sullo sterrato, poi sta la persona a dire mi trovo meglio con questa tecnica piuttosto che con quest'altra. Però in questo caso non c'è una differenza, Non c'è una grande... una prima differenza, diciamo così, c'è questa doppia scelta. Il fatto è che a Trieste, poi specialmente su a Basovizza, eccetera, abbiamo anche la possibilità di scegliere e quindi ancora, è ancora meglio. Quello è rimasto ancora, io non sono più, non ci vado più purtroppo. Parliamo di questo Nordic Walking, allora, che è una specialità, insomma. È una nuova, si può dire, nuova disciplina dell'atletica leggera, che è stata normata, quindi ci sono gare federali riconosciute in tutta Italia, di cui appunto domenica si svolgerà il campionato italiano dei 5.000 metri, una gara di velocità. Assieme a questo si svolgerà un'altra tappa, la quinta tappa di un circuito nazionale sempre di Nordic Walking, però dedicato alla tecnica. Non c'entra più il tempo di percorrenza, ma proprio la bravura e il gesto atletico. E questo a Montebello, no? Questo è all'ippodromo Montebello. Ecco, allora chiariamo anche questo, perché molti ritengono che Nordic Walking sia un tizio che acquista i bastoncini, bastoncini e si mette a camminare più o meno velocemente con l'ausilio dei bastoncini. Non è così. No. Anzi, farlo così senza una il tecnica... paragone che mi viene adesso più immediato è come voler dire vado in negozio, mi prendo un paio di sci e vado a sciare senza nemmeno prima prendere un maestro. Ecco. Allora, quali sono le... No, la domanda più corretta è questa. Come ci si deve avvicinare al Nordic Walking? E a chi è dedicato per certi versi? Il Nordic Walking è dedicato a tutti quanti. Non c'è una persona o un tipo o un genere in cui sia dedicato in maniera particolare, tutti quanti possono approcciarvisi sia in maniera ludico-motoria ma anche in maniera agonistica, visto che appunto è stato, come detto, normato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera. Diciamo che quindi l'approccio è consigliabile, anzi strettamente consigliabile, visto che parliamo di uso di attrezzi e quindi c'è in gioco un discorso di coordinazione motoria. Non è semplice, cioè non è per qualcuno potrebbe essere istintivo, viene bene la coordinazione, quindi si trova bene, è già coordinato di per sé. Non tutti hanno questa, diciamo così, facilitazione iniziale, quindi giustamente è molto strettamente consigliato di prendere un tecnico che sia un maestro, fare un corso base che dura poche ore, non è che dura settimane, poche ore, dove veramente vengono dati i fondamentali, quindi i fondamenti di come vengono usati i bastoncini, in funzione a ciò che si richiede dal Nordic Walking, che è quindi l'uso dei bastoncini come spinta della propria forza degli arti superiori attraverso l'uso di questi bastoncini, spinta sul terreno, che ci facilita in qualche maniera nella nostra andatura e quindi alla fine viene fuori un'andatura, come si può dire, definire potenziata. Quindi un'andatura che ci consente di fare molto più strada, sfruttando molta più muscolatura, non solo quella delle gambe, ma anche quella delle parti superiori del corpo. Anche in questo caso ci sono bastoncini e bastoncini, cioè ci sono dei bastoncini che magari possono essere utilizzati sullo sterrato perché magari quel poco affondano e quelli che devono essere utilizzati
su asfalto, eccetera, oppure non è, come posso dire, l'asfalto non è contemplato nel Nordic Walking? È contemplato anche l'asfalto nel Nordic Walking. A questo punto dipende molto dall'atleta che sceglie, e quindi in questo caso si riversa sul tipo di materiale. Ci sono materiali più performanti come il carbonio, dove i costi sono ovviamente più elevati, giusto, è il materiale, ma anche si può iniziare tranquillamente con costi contenuti. Parliamo, si possono dire, dei prezzi da 50-60 euro in su, no? Sono prezzi accessibili, ecco, che dove i materiali sono un po' più non così raffinati come il carbonio e anche non così delicati come il carbonio. Parliamo di fibra di alluminio, fibra o comunque fibre composite, dove l'atleta, in questo caso l'amatore o comunque il Nordic Walker, può scegliere a seconda del terreno o anche a seconda delle prestazioni che vuole ottenere. Sì. Per dire, la differenza è tra un bastoncino in fibra di carbonio, c'è la differenza di peso. Se uno vuole fare prestazioni di velocità, e anche lì il peso ha la sua differenza, cioè ha la sua importanza, quindi i bastoncini di carbonio per uno che sceglie di fare gare di velocità sono più consigliabili rispetto ai bastoncini di alluminio. E immagino anche che chi voglia praticarlo anche solo ed esclusivamente per passeggiate, insomma, e anche in quel caso è meglio sempre avere un contatto con un maestro, giusto per peggiorare la tecnica è sempre quella, che sia fatta a livelli prestativi come le gare o a livelli amatoriali, ludico-motori, è sempre meglio, perché di base c'è il discorso del saper usare un attrezzo con la coordinazione giusta, che come si è detto prima, qualcuno può già averla di per sé, magari perché ha dei percorsi che ha fatto altri sport, oppure qualcuno potrebbe, non avendo avuto la possibilità di fare sport prima, da piccolo o da giovane, approcciarvisi in età adulta, e quindi potrebbe avere qualche difficoltà all'inizio a prendere la giusta coordinazione. Ecco perché un maestro o anche un istruttore serve proprio per insegnare la giusta tecnica con la giusta didattica, in modo che il gesto atletico venga preso anche nel minor tempo possibile. Anche in quel caso scarpe, la calzatura è indifferente, scarpe da ginnastica, cioè insomma quelle da corsa, ecco. Sì. Scarpe da ginnastica da corsa, però ritorniamo al discorso fatto prima, a seconda del terreno si sceglie in ogni caso. Esatto, la suola e quindi la scarpa per il terreno. Domenica ci sarà anche la possibilità, forse l'ha detto e magari non ho colto, anche di fare qualche lezione o comunque di apprendere qualche cosa a chi verrà? Oppure... Diciamo, in questo fine settimana offriamo la possibilità di partecipare a una camminata ludico-motore, quindi aperta a tutti quanti, che si farà il sabato con ritrovo ore 14, area Sincrotrone Basovizza, dove faremo una camminata, l'abbiamo nominata Tra Carso e Mare. Partirà dal Sincrotrone e farà i nostri sentieri del Carso, arriverà fino alla foiba di Basovizza e quindi a tornare. Una bella camminata dove tutti quanti, anche chi vuole provare, potrà vedere, approcciarvisi con mano, proprio con mano, usando i bastoncini, a questa nuova specialità. Cosa fate? Andate oltre la strada per Basovizza, Foiba e ritorno? Sì, passando per campi di golf, quei percorsi, il vecchio, diciamo, buona metà dei triestini già conoscono quei percorsi. Il vecchio giro di 8, come si usava a dire per chi praticava, insomma. E credo che lì, anche per quanto riguarda i bastoncini, non sia indifferente poi l'altezza dei bastoncini, cioè uno deve averli anche a seconda della sua altezza, quindi non è che uno va a dire, prendo questi perché sono belli, eccetera, è tutto... Esatto, sì. Anche l'altezza ha la sua, anzi, la parte quasi importante, fondamentale per poter esercitare bene il gesto atletico e quindi per poter esercitare la spinta sul terreno, che è la parte funzionale della spinta esercitata appunto con i bastoncini durante questa nostra disciplina del Nordic Walking. È importante che sì, l'altezza viene proprio presa in misura, viene fatto un adattamento biometrico dell'altezza, quindi la propria altezza, proprio misure antropometriche, ecco, non cercavo la parola, e quindi sì, certamente ha importante l'altezza, giustamente un buon tecnico sa subito dare le indicazioni giuste, così affinché una persona, capita la regola, riesca poi anche a portarla avanti senza dover ricorrere ogni volta al tecnico. Faccio una domanda che magari è pleonastica e stupida, ma la faccio ugualmente: sono regolabili
Sì. In ogni caso. Alcuni bastoncini vengono dati in misura fissa, di solito vengono presi dagli atleti, da coloro che sono, o comunque da Nordic Walker esperti che sono già alle proprie misure e quindi possono permettersi di prendere una misura fissa che è la loro misura. Altrimenti di norma nei negozi o comunque anche nei rivenditori, quelli specializzati, propongono anche i bastoncini che vengono detti telescopici, proprio perché si possono regolare a seconda sia della persona ma anche del tipo di terreno che si vuole affrontare. C'è anche lì una differenza che ovviamente viene spiegata anche questa qui nei corsi base che noi consigliamo per cui, fare. Siccome poi è una disciplina anche molto, molto piacevole, perché chi la intraprende poi appunto va in luoghi bellissimi, perché insomma il Carso è splendido da questo punto di vista. Io ho fatto correndo e in mountain bike ed è veramente è un posto splendido, però proprio perché bisogna fare le cose con attenzione, chi avesse in mente di cominciare a praticare questa disciplina si prenda un maestro per lei diceva poche ore, così capisce come meglio sfruttare, il termine non è elegante mi rendo conto, queste possibilità. Allora ricordatevi domani questo appuntamento con il 23esimo meeting Città di Trieste, domani a Campo Colonia, domenica all'ippodromo per Montebello, la giornata dedicata al Nordic Walking, e domani c'è anche questa bella passeggiata dal sincrotrone alla foiba e ritorno. Sì. L'ultima cosa, ci fa piacere che come Società di Trieste Atletica noi il prossimo anno ospiteremo proprio qui a Trieste, nel nostro territorio, il 18esimo International Nordic Walking Festival, e quindi è una bella cosa che ci darà veramente possibilità di aprire a tutti i Nordic Walker, non solo triestini, non solo italiani ma anche esteri, proprio per vedere Trieste com'è nel suo magari ne riparleremo allora. Certamente. Grazie ad Enrico Cimador per essere stato con noi, buon lavoro, e noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con il G7 Istruzione in corso a Trieste, ancora quest'oggi e domani. Oggi il vertice è entrato nel vivo degli argomenti in discussione, argomenti che sono stati in qualche modo riassunti dal ministro Valditara. Vediamo il servizio che ha realizzato questa mattina il nostro Bernardo Gulotta, che documenta proprio l'inizio dei lavori. La riduzione del gap tra domanda e offerta delle competenze del mercato del lavoro, ma anche il contrasto alla dispersione scolastica, non solo, anche la valorizzazione di ogni singolo studente. Questi gli assi principali del G7 dell'istruzione che si tiene a Trieste, apertura ieri al Castello di Miramare, sessione di lavoro oggi e anche domani. Sono incominciati questa mattina i lavori del G7 Istruzione a Trieste. Attorno alle 9 il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha accolto tutte le delegazioni in Piazza Unità d'Italia. Poi è entrato nel Palazzo delle Regioni, dove oggi e domani si svolgerà il vertice. Il G7 Istruzione è presieduto dallo stesso ministro Valditara e vi partecipano i ministri dell'istruzione dei paesi del G7 di 17 delegazioni per oltre 100 persone. Sono presenti anche la commissaria europea all'istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell'Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti in materia, OCSE, UNESCO, UNICEF e la Global Partnership for Education. La valorizzazione dei talenti di ogni giovane, perché crediamo fortemente in questa pluralità delle intelligenze. Ogni giovane ha un'opportunità, non dobbiamo lasciare indietro nessuno, e questa è la prima finalità della scuola. E poi la valorizzazione dei docenti, ridare autorevolezza ai docenti, un altro punto fortemente condiviso. E poi, se vogliamo dare veramente opportunità ai nostri giovani, a tutti i talenti, dobbiamo anche valorizzare l'istruzione tecnica e professionale, eppure di questo parleremo, e questo è un altro tema forte di questo G7, la centralità del rapporto
fra la scuola e il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa. E poi ovviamente l'intelligenza artificiale, nuove forme di didattica sempre più inclusive per vincere la dispersione scolastica che, come avete visto anche da alcuni rapporti internazionali, è sempre più diffusa ed è sempre più inquietante. Quindi politiche concrete. Io ho detto che questo G7 avrebbe dovuto concludersi con una forte sottolineatura della concretezza. Le rive sono bloccate al transito veicolare, Piazza Unità è blindata, solo personale autorizzato può accedervi o la stampa accreditata, una situazione che blocca di fatto il centro cittadino per tutta la giornata. Vedete dal lato, diciamo, che punta verso la stazione dei treni, come all'altezza del Tommaseo le auto sono deviate verso Corso Italia. Allora, adesso dovremmo avere il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, ma il collegamento non c'è, e allora vi facciamo vedere nel prossimo servizio quella che era la situazione del traffico di questa mattina. Se qualcuno aspettava con una certa apprensione quello che sarebbe potuto succedere proprio in virtù delle deviazioni, è rimasto un pochettino deluso, perché quantomeno questa mattina la situazione non sembrava affatto caotica come molti temevano. Cosa hanno in comune una chiatta e una caserma dismessa? Secondo alcuni, che hanno inviato le proprie email a Sveglia Trieste stamani, vi si sarebbe potuto svolgere il vertice G7 senza provocare disagi alla cittadinanza. È la vexata questio che si ripropone appunto ogni qualvolta la nostra città è sede di vertici, bilaterali o meno, se tali summit, come in questo caso, comportano chiusura al traffico veicolare e tutta una serie di ulteriori divieti. Fatto salvo che al lato pratico i triestini si rivelano ligi alle restrizioni e non cercano minimamente di ribellarsi. Stamani c'era una certa apprensione per la chiusura delle rive, con il traffico deviato all'altezza di Piazza Tommaseo lungo Corso Italia e lungo le direttrici Cadorna Diaz. In ora di punta, attorno alle 9, c'è stato un incremento del volume del traffico risoltosi in tempi più che accettabili. Poi in mattinata la situazione documentata dalle nostre telecamere. Una notevole tranquillità lungo le zone limitrofe alle strade interessate dalla chiusura, con qualche problema, anch'esso risoltosi in tempi non olimpici, dalle parti di Piazza Goldoni e delle gallerie. Allora, dovremmo essere collegati, probabilmente il collegamento è in fase di perfezionamento, con il nostro Bernardo Gulotta, che nel frattempo è tornato in Piazza Unità, questa volta però in Consiglio Comunale, dove c'è stata una commissione dedicata all'asilo di Roiano, e durante questa commissione ci sono state un po' di scintille per quanto riguarda la maggioranza. Del resto era relativamente prevedibile, stante come sono andate le cose qualche giorno fa. Sentiamo se Bernardo Gulotta è collegato. Sì, buongiorno Umberto. Buongiorno Bernardo, allora ti cedo la linea perché tu possa raccontarci quello che è successo. Sì, è finita da pochi minuti, da una decina di minuti, la commissione consigliare odierna, che è cominciata alle 12, aveva in oggetto nuovamente la presentazione della delibera di giunta, quindi portata dall'assessore all'educazione Maurizio De Blasio, che aveva al centro l'asilo di Roiano, il futuro asilo di Roiano, che è stato costruito ma non è ancora attivo, e proprio per la sua attivazione la delibera vuole portare alla creazione di 66 posti di asilo nido, 33 dei quali saranno gestiti da un punto di vista di graduatoria di iscrizione e poi il servizio educativo da parte dei privati. Quindi fondamentalmente dovrebbero essere degli educatori di una cooperativa che verrà poi individuata con un bando di gara a gestire, ripeto, il servizio educativo, quindi proprio i maestri e gli educatori, il futuro asilo di Roiano. Oggi si sono verificate nuovamente distanze, non solo fra maggioranza e opposizione, il che non ci trova per nulla sorpresi, ma nuovamente la distanza anche tra la consigliera di Forza Italia Angela Brandi e la maggioranza
soprattutto guidata da Fratelli d'Italia. Questo perché la delibera non è stata emendata, quindi modificata e presentata oggi fondamentalmente tale e quale a quella della scorsa settimana, è stata infine licenziata. E quindi cosa vuol dire licenziata? Che andrà in Consiglio Comunale probabilmente lunedì, ma questo è ancora da confermare, per la discussione e il voto in aula alla presenza di tutti i consiglieri, perché le commissioni sono fondamentalmente delle delegazioni di un po' tutti i partiti che discutono dei vari argomenti. In questa commissione si è riuscito a licenziare la delibera, quindi approderà in aula, dove ci attendiamo ancora qualche eventualmente screzio o colpo di scena, perché anche la consigliera Matteoni, che è stata assessore all'educazione prima del cambio di delega con Maurizio De Blasio, ai nostri microfoni, e questo sarà poi il servizio di questa sera nel nostro telegiornale, ha detto la proposta potrà essere modificata in aula con una pianificazione serena da parte della maggioranza. Il problema però rimane la distanza con la consigliera Brandi, che fondamentalmente non ha avuto nessun passo indietro rispetto a quanto aveva detto già nella scorsa commissione, e quindi rimane distante nella visione della delibera dell'assessore De Blasio. La stessa consigliera Brandi difatti ha messo in luce alcune delle crepe, a sua detta, della delibera di giunta, e la consigliera Matteoni nell'intervista non è andata per il sottile, definendo questa consigliera fuori dalla maggioranza, quindi rimangono le distanze interne. A te la linea. Grazie a Bernardo Gulotta. Adesso siamo riusciti a ripristinare anche il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Non so se c'è ancora c'è l'ispettore Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Mi conferma ispettore che tutto sommato la questione traffico questa mattina è andata relativamente bene? Sì, le confermo, questo è anche quanto mi hanno riferito i colleghi a cui ho appena dato il cambio. Ci sono stati dei momenti ovviamente di maggior traffico intenso sulle vie che sono rimaste percorribili, ma nulla di particolarmente gravoso, ecco. Si transitava un po' a rilento, ma poi niente di particolare. Ricordo appunto ovviamente la chiusura per i G7 delle rive. Sono previsti questa sera lavori di asfaltatura sull'intersezione Udine-Pauliana, ci potrebbero essere rallentamenti, ricordo dei divieti di sosta in Porto Vecchio per la manutenzione segnaletica orizzontale. Oltre cose non ho da riferire per oggi. Unica cosa, se non ricordo male ispettore, domani è chiuso anche il tratto di via Einaudi, questo forse potrebbe complicare un po' le cose. Lei dice che è chiuso il tratto di Einaudi, che è praticamente pedonale, ci riferiamo forse a via Canalpiccolo? Forse quello, sì, forse sì, via Canalpiccolo, sbaglio sempre. Dovrei andare a rileggere un po' tutte le ordinanze, che sono parecchie, perché ovviamente ci sono giornate, sono state giornate diverse, con dispositivi diversi. Eventualmente domani mattina faremo un appello se c'è qualche novità. Sicuramente. Ispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti quanti. Allora, adesso parliamo di stabilimenti balneari, segnatamente cominciando dal Kral. Troppi danneggiamenti sospetti. Viene da pensare che ci sia qualcuno che desidera che noi e il ferroviario abbandoniamo l'attività per lasciare spazio ad altro. Ai microfoni di Tele4 torna a parlare il responsabile dello stabilimento Kral, Lorenzo De Ferri. Il stabilimento ha subito nuovi danni e furti e non va troppo per il sottile. Ho visto che i progetti per il Porto Vecchio, per questa parte, entro il prossimo anno verrà abbattuta la ex stock, tutto quanto. Ecco, stavo pensando che purtroppo, e mi prendo io la responsabilità di quello che dico, che questi atti vandalici sia un motivo per scoraggiarci noi e il ferroviario, per dire: ma signori, siamo stufi, non facciamo più niente, prendetevi tutto. Ecco, un pensiero, faccio una frase dell'onorevole Andreotti che diceva: a pensare male si fa peccato,
però ci si azzecca. Un pensiero che si forma nella mente, dettato anche dall'esasperazione di vedere la propria struttura presa di mira ogni settimana, praticamente senza motivo. Altri furti e danneggiamenti allo stabilimento Kral, dove gestori e la ditta Rosso stanno lavorando il più velocemente possibile per tentare di aprire e salvare parte del periodo estivo dopo il dramma delle mareggiate che hanno distrutto tutto. Lorenzo De Ferri, presidente del Kral, non ne può più di sopportare questo periodo disgraziato. Abbiamo fatto 3 denunce per furti e atti vandalici, adesso dobbiamo fare la 4ª denuncia perché 2 o 3 giorni fa ci hanno portato via tutte le boe di segnalazione che vanno a mare per segnalare il nostro posto. L'obiettivo è riaprire, dicevamo, ma è da escludere che si riesca a sfruttare il mese di luglio. I lavori stanno andando avanti, c'è una ditta seria che sta facendo tutto quanto. Ci ha garantito che 15 o 16 luglio finiscono i lavori. Poi però bisogna che inizino i nostri lavori, perché bisogna fare un sacco di cose che non faranno loro fanno soltanto i guasti della mareggiata, tutta la rifinitura dobbiamo farla noi. Pertanto ci voleranno ancora 15 giorni. Speriamo, faremo tutto il possibile, io e il collega Maurizio Arena, per aprire il 31, 1 agosto, 30 luglio, insomma per aprire. Noi desideriamo e vogliamo aprire. Però c'è anche un altro problema, la scarsità di bagnini, che purtroppo non ci sono. E il bagno ferroviario riaprirà il 5 luglio garantendo 3 tipi di abbonamento per la stagione estiva. Purtroppo, come il Kral, anche questo stabilimento continua a subire danneggiamenti da parte di ignoti. Abbiamo la speranza di riuscire al 5 a aprire una parte dello stabilimento, il bar e il ristorante, per dare un servizio ai soci. Come lo stabilimento Kral, anche il bagno ferroviario sta lottando per riaprire dopo essere stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Il 5 luglio è la data designata in base ai lavori in fase di conclusione, ma non tutta l'area sarà operativa, tante cabine non potranno essere utilizzate. La chiave per ripartire, aggiunge Claudio Vianello, è garantire un servizio per gli abbonati. Noi vogliamo dare un servizio soprattutto ai vecchi clienti che sono sempre venuti qua e avendo avuto e subito danni, aprendo con un forte ritardo e dovendo lavorare con un cantiere che occupa il 55% della superficie, è chiaro che dobbiamo accontentarci di dare degli abbonamenti e gli abbonamenti li abbiamo fatti di 3 tipi. Quello stagionale completo, quello feriale per chi non vuole venire il sabato e domenica al mare e quello solo sabato e domenica, così hanno l'opzione di poter venire qua e avere i lettini, l'ombrellone e abbiamo 14 cabine piccole al servizio e alcuni spogliatoi. Fondamentale il ripristino degli scogli, prima portati via dalla forza del mare, per garantire un minimo di barriera contro le mareggiate. Abbiamo portato avanti alcuni lavori anche grazie onestamente al commissario presidente dell'autorità portuale Torbianelli, che ci ha dato una mano. In questo caso sono venute prima la PTS, poi sono venute altre ditte, la Rosso eccetera, con il pontone e hanno ripristinato la scogliera, perché se non ripristinavamo la scogliera come difesa della spiaggia è chiaro che la prima mareggiata qualsiasi lavoro avremmo fatto sarebbe andato perso di nuovo. Nota negativa, continuato a subire danneggiamenti. Nota negativa, purtroppo continuiamo ad avere dei bambini, credo, che vengono qui, vengono a distruggere per il gusto di rompere, spaccare, danneggiare, senza portare via niente, si limitano semplicemente a rompere tutto quello che possono. Prima di andare in pubblicità c'è una nota dell'assessore Lodi, chiedo scusa, in merito ai lavori per i magazzini ex stock nel Porto Vecchio. Non verranno abbattuti, scrive l'assessore Lodi, sono vincolati, fanno parte del project e vanno ristrutturati. In modo più o meno pesante avverrà questa ristrutturazione, dipenderà dalla conferenza dei servizi che si farà sul piano definitivo. Adesso possiamo andare in pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rientriamo in studio. La parità di genere contribuisce a migliorare immagine e brand aziendali, ma resta nel nostro paese perlomeno un traguardo ancora lontano. Dati alla mano, Confcommercio sta affrontando la sfida. In Friuli Venezia Giulia la forbice fra occupazione femminile e maschile resta piuttosto ampia.
62,1% contro il 75,4%, benché migliore rispetto a quella che si riscontra nel resto del paese, 52,3% contro 69,8%. La media europea per quanto riguarda l'occupazione femminile è pari al 59,6%, in Germania il tasso si attesta addirittura al 65%. Se il differenziale rispetto al dato dell'Unione Europea venisse colmato, garantirebbe 2.300.000 occupati in più. I dati sono stati resi noti durante un incontro organizzato da Confcommercio dal presidente provinciale Antonio Paoletti. Ad essi va ad aggiungersi quello sulla graduatoria del Global Gender Gap Report 2023, che vede il nostro paese al 79° posto su 146 paesi analizzati, con una perdita di 16 posizioni rispetto all'elevazione dell'anno precedente. Secondo Paoletti, il raggiungimento della parità di genere richiede a questo punto una nuova visione, più ad ampio spettro ed inclusiva, con interventi di carattere legislativo, contrattuale e di welfare, per facilitare la conciliazione fra lavoro e vita privata, elemento che potrebbe rallentare quel calo demografico che resta una marcata criticità per il nostro Paese. Più di 2.300 aziende italiane hanno sottoscritto una certificazione volontaria per assicurare una politica di gender equality e la creazione di ambiti lavorativi più inclusivi e meno discriminatori. Tale prassi incoraggia l'adozione di politiche aziendali finalizzate a ridurre la disparità di genere in tutte le aree a rischio di diseguaglianze, quali le opportunità di carriera, la parità salariale e la tutela della maternità. Confcommercio ha comunque attivato uno sportello parità di genere per fornire informazioni alle aziende e facilitarle nel percorso di certificazione. Il TAR regionale ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darus Salam e Baitus Salat presentati contro 2 ordinanze del Comune di Monfalcone. Il sindaco Cisint ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darus Salam e Baitus Salat, presentati contro 2 ordinanze del comune di Monfalcone. Lo annuncia il legale rappresentante dei ricorrenti, Vincenzo Latorracca. I centri si erano rivolti alla giustizia amministrativa contro 2 provvedimenti emanati dalla sindaca Anna Maria Cisint, relativi a 2 diversi immobili utilizzati dai centri culturali per la preghiera, ma aventi invece diverse destinazioni d'uso che il comune ordinava di ripristinare. Secondo il TAR, il comune non ha adeguatamente dimostrato che il mutamento d'uso costituisca variazione essenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si è erroneamente ritenuto che il mutamento della destinazione d'uso non fosse consentito per la zona dagli strumenti urbanistici comunali. Non si è adeguatamente dimostrato che il mutamento di destinazione d'uso comportasse modifiche degli standard. Per il TAR, si legge in una delle 2 sentenze, l'interpretazione comunale non solo non si fonda su alcuna esplicita previsione delle norme di piano, ma è con esse in contrasto nella misura in cui nelle zone residenziali sono espressamente ammessi i servizi e le attrezzature collettive. Non solo, una interpretazione siffatta che consentisse con carattere assoluto la creazione di spazi destinati al culto esclusivamente in determinate zone predeterminate dalla pianificazione, vietandolo in altre, potrebbe non risultare compatibile col quadro costituzionale. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha subito fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato. Le sentenze si rispettano, però si possono non condividere, si possono commentare. Credo che questa sia una sentenza sbagliata. L'impatto urbanistico che genera la presenza di così tanti musulmani all'interno di locali che non sono destinati a luoghi di culto è davvero evidente a tutti quelli che abitano e anche negli atti che ho potuto verificare. E tant'è vero che proprio per questa ragione noi abbiamo ovviamente già deciso che nei prossimi giorni provvederemo all'impugnazione di questa sentenza. Del resto non è la prima volta che perdiamo al TAR e vinciamo dopo davanti al giudice amministrativo definitivo. Provvederemo proprio ad impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato. Strano che il TAR abbia deciso in questo senso. Proprio l'altro giorno è uscita sullo stesso tema, stessa questione urbanistica di utilizzo di immobili commerciali, una sentenza di segno diametralmente opposto a Venezia. Ecco, questo fa pensare che talvolta i giudici prendano degli abbagli. In questo caso noi riteniamo che sia così e ci dispiace molto. 3 sguardi è il titolo di un'iniziativa presentata nell'ambito di Gorizia 2025, un progetto fotografico che vede la partecipazione di uno dei più importanti fotografi contemporanei, lo statunitense Steve McCurry.
Il progetto Tre Sguardi, fortemente voluto dalla Regione, curato dal Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia in collaborazione con ERPAC, si inserisce in Go Borderless, il ricchissimo programma di eventi che accompagnerà l'intero 2025, anno in cui Nova Gorizia e Gorizia saranno capitali europee della cultura. L'idea è quella di offrire ai cittadini e ai tanti visitatori attesi nelle due città durante l'anno delle celebrazioni previste dal programma ufficiale una grande mostra fotografica supportata da 3 cataloghi, uno per autore, intesa come esito finale di una campagna fotografica sulle due città, il territorio circostante e i loro abitanti, affidata a 3 protagonisti della fotografia di reportage di conseguente autorevolezza espressiva, incaricati di raccogliere, a partire dall'estate 2024, materiale visivo inedito e ispirato allo spirito e ai temi fondanti dell'evento. I professionisti scelti per dare vita a Tre Sguardi, tutti con un approccio differente e peculiare, sono l'italiano Alex Maioli, la slovena Meta Krese e soprattutto lo statunitense Steve McCurry, cui si deve una delle foto più iconiche mai realizzate, Ragazza afghana, e che già qualche anno fa iniziò una frequentazione con le nostre terre. C'è stato un cambiamento significativo da queste parti, ma alla fine si tratta di un cambiamento epocale e positivo. Basta osservare come ormai tutto si sta mescolando senza più differenze e rispetto a 50 anni fa è davvero qualcosa di stupefacente. Le interviste per la realizzazione dei ritratti di Steve McCurry sono state ideate e organizzate dal giornalista e storico Roberto Kovacs, mentre lo shooting fotografico sarà seguito dal regista Marco Rossitti, che documenterà il backstage del fotografo statunitense. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti di quest'oggi, ci vedremo alle 18 con Trieste in diretta, poi il telegiornale delle 19:30 e quindi l'appuntamento serale con Ring, dove ci sarà anche un'intervista con il vescovo Trevisi in preparazione della settimana sociale dei cattolici in Italia, che porterà, sapete, domenica prossima, domenica 7 luglio, alla visita a Trieste del Papa. Grazie a tutti, buon pomeriggio e a più tardi.